perché merita sì. Stai in casa mia, perché merita amore, ti vorrò per sempre, solo a te per sempre. Poi sei andato via, riceve vita mia, ma solamente adesso so che era tutto così. E c'ha già credere che è finito appunto come passa un mal di testa. Forse stai soli. Pure stanotte chiude a chiave tutte le porte, che nessuno mi da sentire chiagnare per te. Faccia contenta, se questo passo tempo da fare il eroe pesante come merita me. Sorridi, non ridere, parla, taci, amore bello quanto mi piaci, se solo quando voglio mi baci. Dimmi, mi ha detto torna a casa fatica, pensavo fosse solo una sfida, trattata come fossi un'ortica, e poi non t'ha già visto più. Sto cuore l'hai rubato tu, e ma non so più io, e ma non so più io. Volessi solo dormire per scordarmi, resta Dio. Ma sciacqua faccia annanzi specchio e di che è tutto a posto, ma in tuo cuore che tengo o saggio soli. Pure stanotte ha già sbarrato tutte le porte, che nessuno manda a sentire chiagnare per te. Sorridi, non ridere, parla, taci, amore bello quanto mi piaci, se solo quando voglio mi baci. Dimmi, mi ha detto torna a casa fatica, pensavo fosse solo una sfida, trattata come fossi un'ortica, e poi non t'ha già visto più. Sto cuore l'hai rubato tu, e ma non so più io. Dimmi, mi ha detto torna a casa fatica, pensavo fosse solo una sfida, trattata come fossi un'ortica, e poi non t'ha già visto più. Sto cuore l'hai rubato tu, e poi non t'ha già visto più. Beh, meraviglioso, le calde ed avvolgenti immagini che ci ha regalato tra l'altro il nostro regista Salvatore Mondò ci hanno permesso di apprezzare quest'oggi questa straordinaria voce, sì, la voce di Margherita Marinelli, con una interpretazione davvero lodevole di Ortica, di Arisa, e vi dico che Margherita sarà protagonista e sarà presente tra le 9 artiste delle 9 bellissime voci in uno spettacolo davvero imperdibile, uno spettacolo tutto al femminile da non perdere, uno show per l'appunto pensato e scritto sulla donna e per la donna, così titolato Donne Voce Femmina, uno spettacolo che andrà in scena giovedì 14 e venerdì 15 aprile al Teatro Trianon Viviani di Napoli, e oggi per l'appunto lo presentiamo proprio con lei, con questa straordinaria attrice. Il buongiorno a Margherita Marinelli, ben trovata, complimenti Margherita.
Margherita, molto Grazie, brava, grazie. davvero mi ha emozionato. Grazie. E poi con te c'è anche Maurizio Palumbo, che ne è autore e anche regista di uno spettacolo per l'appunto tutto al femminile. Assolutamente, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Ci immergiamo insomma in questo brano di Arisa, Margherita, che hai scelto e che per l'appunto sarà presente sul palco durante queste due Durante lo serate. spettacolo, sì. È un bellissimo brano scritto appunto per Arisa che interpreterò insieme ad altre, in questo brano sarò da sola ovviamente. E 9 artiste, 9 voci artiste, bellissime sì, sul 9 palco. fantastiche artiste, tra l'altro siamo un gruppo molto unito, insomma, grazie a Maurizio Palumbo che ha trovato veramente queste fantastiche ragazze con cui condividere questa fantastica esperienza dopo questi 2 anni complicati, insomma. È vero, dopo 2 anni complicati finalmente riusciamo a godere, no, dello spettacolo, del teatro, ma soprattutto della magnificenza delle artiste, in questo caso 9 straordinarie voci per una esibizione di canti che appartengono al nostro patrimonio culturale musicale, alla nostra tradizione e non solo. Assolutamente, la cosa importante è che noi ritorniamo a vivere con questo spettacolo ed è la cosa più bella che appunto può accadere, perché ritornare sul palco per loro, per noi è veramente una grande gioia, una grande un'emozione, una rinascita che proprio capita. C'è ancora più adrenalina rispetto alle altre volte. Lo spettacolo, diciamo che è uno spettacolo musicale, però è un po', sarebbe riduttivo dire solo questo, anche se la musica è fondamentale, perché è uno spettacolo appunto che ho scritto 2 o 3 anni fa ed è stato scritto e pensato per le donne, femminile. sì, assolutamente. E diciamo un po' tutta la tematica sia canora, musicale e sulle donne e per le donne. Infatti tutte le canzoni che abbiamo scelto, che sono tutte edite tranne la sigla finale, che sono tutte canzoni di autori, da Pino Daniele a Nino D'Angelo a Gragnaniello e anche naturalmente poi ai nostri pilastri che sono Sergio Bruni, Libero Bove, quindi è un viaggio con canzoni scelte con tematiche. Esatto, quindi c'è un vero e proprio percorso musicale, un percorso musicale laddove, lo ricordiamo, lo ricordava anche lei, la tradizione musicale femminile prevede la voce che è per l'appunto nella nostra tradizione e soprattutto femmina. Sì, anche se comunque i brani interpretati non sono brani cantati da una donna, alcuni brani li abbiamo riadattati proprio per farli cantare ad una donna. Insomma, questo è E insomma una bellezza, ecco, riuscire a riscoprire i vari colori, le varie sfumature. Vogliamo ricordare anche le altre straordinarie artiste? Assolutamente, abbiamo Maria Boccia, Francesco Curti Giardini, Raffaella De Simone, Margherita che abbiamo qui, Mavi Gagliardi, Teresa Rocco, Sara Russo, Daniela Sponsilli e una new entry che abbiamo voluto perché loro interpretano 2 canzoni, una per tempo. Per atto, mentre questa ragazza l'abbiamo scelta perché interpreta una canzone che è l'unica canzone che parla in maniera forte dello stupro. C'è infatti una denuncia, no? In questo percorso, in questo excursus dell'universo femminile e tutto un increscendo musicale, c'è appunto questa chiosa, questo brano finale. Allora c'è il brano di Giusy che è Storia di una lacrima, che racconta dello stupro, mentre poi c'è questa sigla inedita finale che cantano in gruppo, loro cantano 2 sigle iniziali e finali, c'è quella di Gragnaniello, Donna, che cantano in gruppo iniziale, Meraviglia, e poi c'è questa canzone inedita che ho scritto io insieme agli arrangiatori Anello Misto, che si chiama Io non ci sto. Io non ci sto, una denuncia, una ribellione alla violenza, no? Assolutamente. Canzoni dove la denuncia sociale si fa, la musica si fa portatrice di una vera e propria denuncia sociale, è importante, ecco, noi lo diciamo spesso, quanto l'arte in generale, il teatro, la musica siano responsabili di veicolare dei messaggi sociali. Oggi la musica può aiutare a questo punto a porre al centro l'universo del mondo femminile con tutte le difficoltà che la stessa ancora vive nel 2022, ma soprattutto portare al centro una sorta di riflessione da parte del pubblico affinché
certi episodi non accadano più, il nostro augurio è Ed questo. è quello che ha detto è importantissimo, perché era questo che questo spettacolo nasce appunto musicalmente per dare proprio una riflessione, un pensiero, perché non a caso prima di ogni canzone ci saranno degli aforismi, dei pensieri accompagneranno, dette da grandi, produrranno, no, al testo da musicale. Shakespeare a Rita Levi, da Montalcini, Gandhi, voglio dire, un po' tutti grandi che hanno avuto un pensiero, hanno dedicato la loro vita anche per la scienza, anche per le donne, quindi ogni canzone partirà con un aforisma. Beh, e ogni meraviglioso. canzone ci avrà una tematica sulle donne e un ruolo. Donna Cuccè, per esempio, di Pino Daniele, che racconta appunto di questa donna che ha vissuto, vive la città in una certa maniera, che in questo tuppo nero porta tutti i ricordi. No? Che, sì, Cioccolatine alla ferrovia di Nino Tra D'Angelo. l'altro di tematiche di genere Margherita in realtà non si parla mai, è importante che quindi si restituisca in questa fase di ripartenza dopo la pandemia peso alla cultura, alla musica, nella voler estirpare quei mali per cui, all'interno dei quali ritroviamo tematiche che attanagliano purtroppo la nostra società, ma soprattutto le donne. Soprattutto la donna, che in questo periodo in realtà è sempre stato così, forse adesso se ne parla di più. Esasperato tra l'altro ancora di più, no? Durante il periodo pandemico, di quante le violenze sul mondo femminile si siano acuite, no? E aumentate maggiormente. Che cosa dobbiamo dire al pubblico? Quale sarà l'approccio col quale venire a godere di questo spettacolo culturale, profondamente delicato e culturale? Io credo che sia uno spettacolo sicuramente interessante. È anche bello, perché le canzoni sono canzoni belle, e quindi voglio dire, piaceranno. Già le canzoni hanno il loro peso. Hanno il loro peso. Veramente non perché adesso c'è lei oppure come rappresentanza, ma sono, a parte cantanti e artiste di qualità, ma la cosa fondamentale è che sono donne di qualità, perché l'hanno dimostrato, lo dimostrano tutti i giorni, hanno creato una coesione, un gruppo importante, e questo facilita tutto. Certo. Quindi, la solidarietà femminile in questo caso diventa altro messaggio, non è bello condividere? Sì, e quindi questa è un po' la nobiltà della cosa. Donne, voce femmina, naturalmente donne, voce femmina, il titolo, perché non è solo la voce canora, ma è la voce interiore, la voce di chi non ha voce. Esatto. Di chi vuole, chi vuole esprimere, ha bisogno della musica per raccontare quello che potrebbe essere il loro dolore, ma anche condividere con le altre donne quelle che possono essere le loro gioie e i loro profondi sentimenti. Intanto ricordiamo l'appuntamento giovedì 14 e venerdì 15 aprile al Teatro Triano Viviani di Napoli, Donne, Voce e Femmina, 9 straordinarie artiste per uno spettacolo che è oltre la musica. Grazie a Margherita Marinelli, grazie a Maurizio Palumbo, autore e regista di questo imperdibile spettacolo. Grazie a lei e grazie a tutti gli spettatori. Piccolo break, restate con Mattina Live.